Buon pomeriggio. A nome dell'Istituto Veneto vi do il benvenuto per questo convegno su Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. Abbiamo tardato a iniziare perché aspettavamo il collega Pastore Stocchi, che è il presidente del comitato scientifico del convegno. Siccome viene da Padova è possibile che sia stato un ritardo di treni, come è stato stamattina. Per questo abbiamo ritardato, però non si può far attendere l'uditorio più di tanto e quindi cominciamo. E inizio intanto con un saluto a tutti e con ringraziamento al professor Valerio, stato diciamo, il fautore, il motore, potente anche, diciamo, come si può dire, realizzatore, ecco. È stato finanziato dall'Istituto Veneto, dall'assessorato alla cultura della Regione, e ringrazio appunto, è importante dare ringraziamento alla dottoressa De Gregorio, nell'ambito dei centenari. Voi sapete che, no, sapete, forse non sapete, che l'Istituto Veneto, la Regione del Veneto ha un finanziamento specifico per delle celebrazioni centenari. A me fa particolarmente piacere perché 2 anni fa abbiamo celebrato Algarotti e adesso celebriamo Giovanni Zannoni, che sono 2 figure interessanti del Settecento, che hanno dato entrambi nelle azioni racconto della loro storia, delle loro vicende e dell'importanza che hanno avuto nella cultura e anche successivamente, danno la cifra di un mondo molto permeato dalla cultura, gente che si muoveva, che andava in paesi diversi, che era in grado di trovare in questi spostamenti una collocazione autorevole in ragione della loro competenza, della loro capacità. Il mondo europeo oggi è forse più legato da schemi, in quanto non fosse il mondo delle monarchie e dei poteri di allora su questo profilo. Le comunicazioni, pur essendo a carrozza, avevano una posta efficiente, tant'è vero che questi si scrivevano e avevano una corrispondenza ricca. Quindi insomma è un'idea che i ragazzi di oggi, che sono abituati con i telefonini, non immaginano neppure che ci potesse essere una realtà condivisa culturale in Europa a dispetto di tutte quante queste divisioni. Allora io non voglio aggiungere niente, anche perché io non sono assolutamente esperto di queste cose, data la mia origine che è totalmente mondo, però da lettore e da diciamo persona che comunque si interessa della storia della scienza e di questa epoca, che è stata l'origine anche poi di tutto quanto la medicina moderna, della biologia stessa, quindi materie molto più familiari. E voglio dire che che celebrare questi scienziati, queste personalità, è certamente una... Quindi adesso sentirete nel corso di questo convegno internazionale, che vede parecchie persone di spessore elevato, sentirete appunto l'illustrazione di queste avventure di Zannoni, un personaggio con una storia molto ricca e di cui adesso magari vi dirà il professor Valerio. È stato possibile anche grazie al professor Valerio allestire questa mostra che vedete di documenti, è interessante perché dà un'attestazione anche della notorietà che il personaggio ha avuto nel corso della sua vita e di che cosa poi ha lasciato. Di lavoro molto serio e molto rigoroso. Bene, vi ringrazio, auguro a tutti buon lavoro e do la parola al professor Valerio per le azioni che giustamente gli spettano. Bisogna parlare nel microfono, sì. non si sente niente. Purtroppo il ritardo dell'inizio è dovuto anche all'assenza del primo relatore, Mary Pedri, che viene da Chicago ed è rimasta bloccata a Chicago. Ci ha mandato una mail dall'aeroporto per un incendio scoppiato all'aeroporto, un giorno di ritardo,
doveva arrivare stamattina, non abbiamo notizie, ma speriamo che giunga in tempo, altrimenti slitteremo la sua relazione. Ringrazio il Presidente sia per la presentazione, sia in quanto Presidente dell'Istituto, che ha consentito e approvato e appoggiato questa manifestazione, perché se non ci fosse stata l'iniziativa dell'Istituto a proporre alla Regione Veneto di fare questa celebrazione, noi non saremmo qui oggi. Quindi sicuramente va dato merito all'Istituto di avere anche capito l'importanza di questo personaggio, illustre e sconosciuto allo stesso tempo, perché è un personaggio che all'epoca ha avuto una grandissima notorietà, come potrete vedere poi anche dai documenti esposti e dalla bibliografia, e contemporanea anche, e che poi col tempo invece è stato in gran parte dimenticato. Studi iniziali si sono stati alla fine dell'Ottocento, e dopodiché anni e anni di assoluto silenzio su questo personaggio. Il personaggio è estremamente complesso, e uno dei motivi di questo seminario, di queste giornate di studio, è anche quello di gettare luce su questo personaggio, perché ha avuto una vita estremamente complicata. Lui stesso si definisce se stesso come una persona che ha avuto una vita romanzata. Lui stesso crea addirittura nella sua autobiografia, determinata da una serie di documenti che ha lasciato, immagini a volte anche contraddittorie di se stesso. Ha iniziato la sua attività con dispute, difatti la prima citazione a stampa che esiste su Rizzi Zannoni è su una disputa che egli ha avuto con un astronoma sulla privativa di una carta geografica, e poi è continuato così per il resto della sua vita, in continuazione contrasti con tutti quelli con i quali veniva in contatto. Quindi una vita complicata anche per la sua stessa modalità di approccio al lavoro e ai colleghi. Napoli è stato un periodo abbastanza tranquillo della sua vita, perché a Napoli non c'era contraddittorio. Difatti una delle scelte probabilmente uno dei motivi che ha portato a fare la scelta di Napoli rispetto a Milano era il fatto che a Napoli non aveva gli astronomi di Brera che lo avrebbero contrastato, come di fatto poi stava succedendo, ma invece avrebbe trovato un ambiente molto più favorevole. E poi un personaggio che ha avuto anche dei comportamenti strani, ambigui. Io qui cito alcune cose da documenti noti, questi in particolare stanno in alcune lettere conservate alla Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova. Un suo compaesano, un Celon Ferrari padovano che stava a Parigi, scrive a Toaldo e lo giudica, è un giudizio fatto su Rizzi Zannoni, più per le contemplazioni del cielo che per il comportamento che bisogna tenere sulla terra. Tutto questo perché stava scappando da Parigi in quegli anni per una bancarotta che aveva determinato per un sforamento di spese su una carta geografica. Però questo giudizio di Ferrari è un giudizio che ritorna più volte, anche se spesso con accenti un poco più malevoli che non quello di Ferrari. Luigi De Medici, in una lettera ad Acton del 1803, lo definisce uomo tanto chiaro ed illustre per le sue condizioni geografiche e altrettanto avveduto nei suoi interessi. Quindi è uno che sapeva anche curare la sua persona, la sua immagine e i suoi interessi. Difatti, qualche anno dopo, il ministro francese a Napoli, siamo in periodo delle guerre napoleoniche, al Chier scrive ad André Aussy, il generale che era il comandante del depot della guerra di Parigi: quest'uomo di scienza ama troppo la celebrità per non desiderare di andare a vivere in un paese dove ogni genere di gloria sembra fissarsi per lungo tempo, cioè Parigi, perché in quel periodo stava pensando di andare a trasferirsi a Parigi, era a Napoli al servizio di Ferdinando IV di Borbone, e c'è questa trattativa segreta tra lui e i francesi. Ferdinando IV di Borbone non sapeva nulla di questa trattativa. Quindi in continuazione ci sono questi elementi di ambiguità, di doppio gioco, che creano veramente un alone di mistero addirittura intorno a questo personaggio. Questo è il libro che io ho pubblicato ed è quello che mi ha consentito poi di mettere su questo comitato nazionale, nel senso che avendo lavorato per 10 anni su Rizzi Zannoni e avendo frequentato tutti gli archivi e le biblioteche d'Europa e d'Italia nei quali erano conservati i materiali zannoniani, ho potuto rimettere insieme tutti questi fili e immaginare di poter andare avanti. Dicevo che uno dei compiti di questo convegno è proprio quello di poter andare avanti e cercare di fare chiarezza
su questi anni, soprattutto i primi anni della sua vita, ma anche degli anni successivi. Il periodo napoletano forse è quello più noto, ma sempre per quello che riguarda gli aspetti esteriori. Poi quello che lui realmente viveva, i rapporti che egli aveva con gli altri e con altre situazioni anche esterne alla corte napoletana sono cose ancora tutte da chiarire. Il motivo per il quale l'Archivio di Stato di Padova è stato coinvolto in maniera pesante, perché da Padova c'è l'origine di tutte queste questioni zandoniane, questioni che riguardano anche la famiglia. Io termino questo mio breve intervento per lasciare poi spazio ai relatori, proprio citando una parte della sua biografia che evidenzia proprio questi aspetti. Rapporti appunto con la famiglia poco chiari che vengono fuori proprio da queste sue lettere, che sono forse le parti più sincere di tutto quello che lui ricostruisce. Pensate, c'è un documento a Padova che è scritto all'età di 18 anni, nel quale lui racconta i primi 18 anni della sua vita. Non c'è nulla che riguarda studi, ma tutto che riguarda viaggi, imprese, avventure, in giro per l'Europa, volendo segnare tutto il tragitto che lui fa in Europa in quei 10 anni di vita, dai 7 ai 17 anni. C'è da rimanere impressionati, una trottola, ma non si capisce quando mai si sia fermato per studiare o per realizzare qualcosa di. E questo lascia ancora più stupiti se noi pensiamo che una delle carte che sta qui esposte, la sua prima carta geografica stampa è del 1757 e aveva 21 anni. Quindi l'età in cui compila quel documento autobiografico, 18 anni, e l'età in cui stampa la sua prima carta, che è una carta notevole, passano appena 3 anni, e in quei 3 anni deve essere successo un miracolo per cui questo girovago e questo scugnizzo padovano improvvisamente scopre la sua genialità. Una carta eseguita con triangolazione, con osservazioni astronomiche, e lascia veramente stupiti. Aveva 21 anni, tra l'altro, l'età in cui compie questa carta. Leggo questo brevissimo brano che viene da una lettera autobiografica molto bella, scritta da Monaco, mentre rientrava da Parigi a Padova, dopo essere scappato per quella bancarotta di cui prima parlavamo. Il rientro a Padova da Parigi nel 1776 venne vissuto da lui e descritto come il ritorno del figliol prodigo, che implora anche la benevolenza dei suoi concittadini e della madre. Lui parla spesso di qualcosa che ha fatto da giovane e per cui spera che i suoi concittadini lo accettino. Tali elementi psicologici, apparentemente irrilevanti ai fini di un giudizio storico, risultano invece essenziali per la comprensione della figura dello scienziato e di parecchi suoi contraddittori atteggiamenti. Chiariscono in parte anche il fitto velo di mistero che egli stesso volle gettare sulla propria vita, definita come «Entremêlée de vicissitudes bizarres» e degna di un roman. Questa è una delle sue lettere autobiografiche. Carattere introverso, saturnino, guardò la vita e gli avvenimenti sempre dal proprio personale punto di vista. Il mondo sembrava gravitare intorno alla sua esistenza. Atteggiamenti di cinismo, quali quelli manifestati in occasione della fuga da Napoli nel 1799, per lui scappò da Napoli con i francesi e poi quando furono presi dagli inglesi a Roma disse che lui era andato con i francesi per salvare il materiale napoletano, che in effetti aveva venduto ai francesi. Atteggiamenti di cinismo. E poi quando torna a Napoli, per il suo bel comportamento, chiede al re di poter ottenere alcuni beni ed eredi di Stato, che per un napoletano che conosce il 99 è una cosa schifosa, fatemi passare il termine, cioè approfittare dei re di Stato e dei beni di questi poveracci massacrati dal Borbone. E lui lo dice: visto che avete arrestato questa gente, datemi qualcosa, io sono stato così bravo. E tutto questo va letto come manifestazione del suo egotismo. Le difficoltà di rapporto con gli altri scienziati si manifestarono ben presto e lo accompagnarono per tutta la vita. Solo durante il lungo soggiorno nel Mezzogiorno d'Italia non assistiamo a scontri e rivalità manifeste, però va detto che i 33 anni napoletani li visse nel più totale isolamento. Quindi ecco qua, questo è il personaggio e la sua biografia. Io sono convinto, ed è quello che ho sempre fatto negli studi nei miei ultimi 40 anni, che la vita delle persone è importante come le opere che lasciano e spesso l'una illumina l'altra. Quindi se si riuscisse a capire anche il perché di questi atteggiamenti, che radici hanno, sicuramente capiremmo molto anche della sua attività e di quello che poi ha lasciato, perché
Tra l'altro c'è un altro giudizio che è uscito fuori adesso da alcuni documenti d'archivio napoletani, sempre di De Medici, che dice questo è un personaggio orribile, però lo salviamo perché è un genio. Quindi a un certo punto si erano anche resi conto gli stessi napoletani di che persona avevano di fronte, però è recuperato perché, ed è il motivo per il quale ancora oggi lo ricordiamo, insomma, se no potremmo semplicemente dire un delinquente che non ha lasciato traccia di sé. E ultima cosa, e poi veramente do voce ai relatori, l'eredità di Rizzi Zannoni è un'eredità straordinaria che si è protratta per tutto l'Ottocento napoletano e ancora dopo l'Unità d'Italia attraverso l'Istituto Geografico Militare, che ha le sue radici nell'ufficio topografico e nell'attività di Rizzi Zannoni. Quindi per questi motivi, malgrado sia un personaggio ambiguo, strano, contraddittorio e per certi versi quasi delinquenziale, è giusto studiarlo e ricordarlo perché ha lasciato un'eredità al di là di questi fatti personali della quale ancora godiamo e viviamo. Vi ringrazio. Adesso c'è una piccola modifica Lascio a te dovuta... la presidenza e mi accomodo tra il pubblico. No, per i Meripedri non c'è, non è ancora arrivata, speriamo che arrivi. Perché nella mail drammatica che ha scritto dall'aeroporto di Chicago, oltre all'incendio a Chicago c'era anche stata una tormenta di neve a Detroit e Manchester non so, l'aereo che doveva arrivare, quindi è stato un viaggio, speriamo che si concluda. Allora anticiperei la relazione dell'Archivio di Stato, che forse è anche giusto che venga ora. Iniziamo dalle origini, cioè da quando questo signore è nato ed è stato battezzato. Perché, altro elemento di contraddizione, ma ce ne sono un'infinità, all'Archivio di Stato di Napoli hanno trovato l'atto di morte, in un fascicolo che accompagna l'atto di morte si dice che Rizzi Zannoni era morto a Napoli all'età di 91 anni, ne aveva 78. Com'è possibile che lo danno per 91enne? Se avesse 91 anni ci farebbe comodo perché chiarirebbe alcune cose di questa infanzia incredibile, però no, di fatto non lo è perché i documenti che ha trovato la dottoressa Fantini lo fanno nascere nel 1936 senza ombra di dubbio. Quindi pregherei la dottoressa Francesca Fantini, direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Padova, di raccontarci. Mettiti al centro, scusa. Ah, scusa. Sì. Contiamo sugli archivi per poter capire qualcosa di più, questo mi sembra evidente, tra Napoli e Padova. Tanto saluto tutti e porto il saluto dell'Archivio di Stato di Padova, che anche in questa occasione credo si sia rivelato un tesoro per la città e per il territorio, perché quando ho iniziato la ricerca chiestami dal professor Valerio, e mi chiedevo, questo personaggio lo conosco poco, ho visto qualche mappa, ma ho letto alcune schede, alcuni testi, però a Padova non ne ho sentito mai voce. Poi leggendo anche il Plessic si diceva che fosse nato a Padova, ma forse non lo era, però dava delle indicazioni dalle quali io sono partita in Archivio di Stato, perché l'Archivio di Stato è l'istituto che conserva l'identità documentale di un territorio, documentaria. Quindi se il personaggio era veramente nato a Padova, se il personaggio era di famiglia padovana, io tra i documenti in Archivio di Stato qualcosa avrei dovuto trovare, a meno che non facesse parte di tutta quella schiera di personaggi che forse sono diventati famosi ma appartenenti alla parte della popolazione che non lascia traccia ai poveri. Molto difficile nel Settecento studiare da poveri, non era un sacerdote. E allora ho cominciato la mia indagine. La prima, più scontata, un attimo che apro il mio file, perché io vi immergo nei documenti, perché premetto, sono le mie prime indagini documentarie. Quindi nel corso dell'anno, nel corso del bicentenario, io continuerò e spero di completare alcuni tasselli, alcune curiosità. I documenti che io vi mostrerò, al di là di quelli noti che andremo velocemente a vedere presenti in Archivio di Stato, sono degli inediti nell'Archivio di Stato. Nessuno li ha mai consultati, nessuno li ha al momento visti. Con la barra.
Allora, in Archivio di Stato, anche in Archivio di Stato a Padova, conserviamo la Gran Carta del Padovano, ma non viene conservata nell'ambito di un archivio istituzionale, ma nell'ambito di un archivio privato. Abbiamo queste 4 mappe appartenenti all'archivio della famiglia aristocratica padovana Valmarana Vendramin. Erano anche in stato abbastanza di abbandono, lo si vede per le gore dell'acqua e per lo stato polveroso in cui sono state. Noi le abbiamo ripulite, ma le macchie e i danni non sono stati possibili togliere. Questa è la documentazione cartografica che al momento è nota nell'Archivio di Stato di Padova. Altra documentazione, adesso passiamo all'uomo, a Rizzi Zannoni. Allora, la prima documentazione, che per me è stato semplice trovare perché avevo le note del Blesic, quindi citavano la fonte quando non esisteva ancora l'Archivio di Stato di Padova, ma esisteva il Museo Civico, e quindi io ho dovuto soltanto ragionare su dove attualmente le conserviamo e le ho ritrovato. Questa è la notazione della nascita di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, che dice figlio di Girolamo e di Elena Marchiori. La madre sarà importantissima per il nostro cartografo e vedremo perché. La data di nascita la conoscete tutti, 1736. Questo atto, che fa parte del registro del tentativo di anagrafe napoleonica, quindi copiato dalla parrocchiale, lo testimonia. Ecco qui l'altro atto conosciuto e citato è l'estimo. L'estimo oggi a me parla di più di ieri, devo dire, perché quest'estimo è l'estimo di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, il nonno del nostro cartografo. Il nonno, vi dico anche, vi svelo, il nonno era un notaio collegiato di Padova. Questa edizione la ripeto così come l'ho letta nel documento, perché nell'ambito dell'archivio notarile di Padova non risulta nessun notaio Rizzi Zannoni. Però il nostro archivio notarile, benché abbastanza completo, non è completo. Molti notai ci mancano. Quindi non è detto che la documentazione non esista in qualche parte, o la mia ipotesi, ancora sto svolgendo delle indagini, non fosse un notaio collegiato che lavorasse per il Tribunale Civile di Padova. Non è detto. Comunque la dizione e l'attività del nonno è nota nei documenti, perché gli stessi notai parlano di questo collega, notaio collegiato, quindi appartenente all'ordine. Adesso io parto con la firma autografa che ho trovato in Archivio di Stato. Questa è la firma in basso, adesso non so se... no? Questo è un documento importante, lo riprenderemo in seguito. Adesso serviva soltanto per illuminare che in Archivio di Stato si conserva un autografo, è datato nell'anno del suo rientro a Padova, è un atto notarile, quindi ne parleremo dopo, ma mi serviva perché una delle mie prime osservazioni è stato: come mai il doppio cognome? Nessuno se l'è posto questo problema. Perché il doppio cognome? E ho cominciato a svolgere delle indagini, non sono state semplici, però un documento. E qui io vi faccio vedere l'immagine finale di questo documento. È una firma tremula. Questo è la firma, scusate che lo apro, è la firma di Giacomo Zannoni. È tremula perché questo è il suo documento, testamento nuccupativo, quindi orale. Il personaggio ha firmato,
tremante perché era cieco, quindi ha dettato le sue volontà testamentarie. Siamo nel 1652. Cosa dice Giacomo? Ed ecco l'inizio del testamento. Quindi era un uomo anziano e cieco quando testa. Quindi non poteva, quando ha dettato le sue decisioni, e le ha dettate alla presenza di testimoni del notaio, e chi ha scritto era un suo familiare, colui che lo accompagnava in questi ultimi anni di vita e durante la sua cecità. Ma questa prima pagina è il momento della comunicazione al comune di Padova della sua morte. La comunicazione viene fatta da un, chiamiamolo tra virgolette, dipendente del monastero del Beato Pellegrino di Padova. Perché, oltretutto, lui ha una nipote che è una suora del Beato Pellegrino. Questo signore non era sposato, ma aveva un fratello che è morto prima di lui. Il fratello, di nome Giovanni Antonio, era morto lasciando una figlia femmina. Classico. E Elena, oltretutto, come la mamma di questa figlia femmina, sposa un Rizzi. E per volontà di Giacomo, la famiglia perpetua il nome nel figlio di Elena e Vincenzo Rizzi. Ecco l'origine del Rizzi Zannoni. E questa origine estremamente interessante, lui nel testamento, come si chiamava il figlio di Elena? Simon. Simon è il padre di Giacomo e Giovanni Antonio Zannoni. La famiglia Rizzi Zannoni perpetua sempre il nome degli Zannoni, e c'è un motivo. La famiglia ricca, la famiglia possente sono gli Zannoni e non i ricci. E l'eredità di Giacomo sarà il tormentone anche della vita del nostro Giovanni Antonio. Quindi il nucleo del potere di questa famiglia è il nucleo degli Zannoni. Gli Zannoni, oltretutto, possedevano una tomba in una chiesa di Padova. Quindi non si tratta di una famiglia di poca entità. Gli Zannoni possedevano una tomba nella chiesa di San Marco di Padova. Purtroppo la chiesa è stata abbattuta nel 1800, quindi oggi non esiste più. E con l'abbattimento è venuta meno anche la tomba dei Rizzi Zannoni. Degli Zannoni. La tomba era degli Zannoni. E quando tutti gli altri personaggi che della famiglia, anche Rizzi Zannoni, citeranno di essere sepolti, diranno sempre nella tomba Zannoni, presente nella chiesa di San Marco. La chiesa di San Marco, oltretutto, era centrale a Padova, perché era dove attualmente si trova Piazza Cavour. Tutte le case degli Zannoni sono centrali a Padova, nel senso che loro si dividevano le case nella contrada di Sant'Andrea, per esempio. Quindi una presenza, e nelle vicinanze anche della zona del mercato. Ora, io non tutti ancora i mestieri o le arti dei singoli personaggi Zannoni o Ricci ho ricostruito. Senz'altro, però, la famiglia Zannoni aveva delle entrate dalla mercanzia, perché nel testamento Zannoni si citano anche dei negozi di pelletteria. Oltretutto noi non siamo lontani dai pellettieri a Padova. Ora, chi conosce
Io volevo portare anche, insomma, la zona, però non volevo rubare troppo tempo. Magari a Padova faremo anche, no? Descriveremo la zona di queste proprietà, e la zona dei Pellettieri è, chi conosce Padova, è nella zona che sta tra Santa Lucia e Piazzale Europa, ecco, per rendersi conto, no? Quindi è probabile anche che la ricchezza della famiglia venisse anche dal commercio. Questo non ancora lo posso affermare, però diciamo, nella enorme eredità che lascia Giacomo a Simonetto. L'eredità viene lasciata da Giacomo a questo pronipote che è l'ho saltata. Aspetta che vado, scusate, eccolo qua. No, sono andata troppo avanti, scusate, ho sbagliato qualcosa. Eccolo. Allora, detto Simonetto, il primo Rizzi Zannone. È questo. Lui gli viene imposto di portare il nome da questo prozio. E quando cita il fratello morto, questo Giacomo lo dice eccellentissimo. Quindi diciamo che ci sono anche dei nomi forti che ci incuriosiscono per capire la professione e le attività di questi Rizzi Zannoni. Allora, Simone, detto Simonetto, porta il nome del nonno materno, è obbligato al doppio cognome, a inquartare, come si dice nel testamento, l'arma, a inquartare l'arma degli Zannoni con l'arma dei Ricci, e nel testamento stesso si cita un altro documento dove anni prima, ma molti anni prima, Giacomo, nel momento del matrimonio di Elena, aveva stabilito che aveva dato del denaro alla famiglia Ricci perché si perpetuasse il suo nome, ed esiste il documento in Archivio di Stato in un'età in cui lui non è cieco. E questo documento è interessantissimo perché non solo lui paga, quindi c'è tutta la quantità di denaro, di proprietà che lui passa a questo nipote, a questo che sarà il suo nipote, per perpetuare il nome, ma anche lui stabilisce che durante la sua vecchiaia i Rizzi lo dovessero accudire. Quindi stabilisce di essere anche nella casa dei Rizzi e dovessero mantenerlo nello stato di necessità e nella gentilezza che lui aveva. Quindi è un documento complesso quello. Allora, scoperta l'origine di questa famiglia, no? Quindi si data 1652 perché dopo la morte dello zio Simone si freggerà del cognome Rizzi Zannoni e quindi continuerà questa famiglia. Non continuerà per molto tempo perché in effetti poi finisce con Giovanni Antonio che non risulta aver avuto figli. Quindi la famiglia proprio è veramente uno spazio, un'entità, uno spazio temporale molto breve. Allora, passiamo avanti, non voglio essere lunga, poi riprenderemo magari a Padova i documenti, e allora passiamo al nostro geografo, cartografo. Allora, leggendo il testo di Vladimiro Valerio e le sue acute osservazioni, no? E quello che lui scrive della sua infanzia, si dice tormentata. Allora Valerio dice, ma magari si è appeccato, ha fatto qualcosa di cui vergognarsi. Ma al momento attuale delle ricerche io dico che a meno che le colpe dei padri non ricadano sui figli, lui non aveva colpa, almeno nella visione odierna. Ma è successo un qualcosa di grave nella sua vita, ed è successo quando ha cominciato a succedere nel 1745. Quindi 9 anni. Che cosa succede? La divisione tra i due genitori. Terribile all'epoca. Un atto testimoniato benissimo in Archivio di Stato.
un atto durissimo, la causa fu dura e lunga. Perché giunsero alla causa questi due genitori? Per gli alimenti del figlio. Questa causa termina con una sentenza, la sentenza del 1751. Comunque, è inutile, è indubbio, ha segnato profondamente la vita del bambino. Le carte della causa, i documenti che io sto raccogliendo, tutti, sono anche molto crudi, anche molto crudeli. C'è una lite violenta tra il padre e la madre. E questo, il tutto, per far sì, la madre lotta, almeno questo risulta dagli atti, affinché le proprietà del padre giungessero al figlio per la crescita di questo figlio. Il padre, in effetti, aveva dato il terzo delle sue proprietà, che in effetti erano le proprietà che gli derivavano da Giacomo. Aveva stabilito il terzo delle sue proprietà a questo figlio, ma la madre non vuole il terzo, vuole tutto. Ed ecco la causa. C'è la sentenza, è durissima. Io ho portato due documenti che magari qualche frase ve lo leggo. C'è la testimonianza del padre e la testimonianza della madre, quindi quello che dice il padre e quello che dice la madre. È una causa estremamente interessante, anche dall'aspetto giuridico, perché siamo nel 1700, quindi è una causa, mi raccomando, non di divorzio, è una causa solo per l'assegnazione degli alimenti al figlio. E in effetti la sentenza poi non premia la mamma completamente, perché stabilisce il terzo, stabilisce che il padre, si curi del figlio, ma il bello della sentenza anche dice, quindi la restituzione della dote materna, questo senz'altro, ma la sentenza dice anche che il padre è uscito di casa, lui dice che è stato cacciato, la madre comunque, e allora il giudice dice, allora metà delle mobili, allora il Girolamo scelga i mobili che gli servono, faccia l'elenco e Elena deve togliere dalla casa quei determinati mobili scelti da Girolamo. Comunque giuridicamente è tutta da studiare questa causa e secondo me è molto interessante. Quindi diciamo intanto lui è figlio unico di questa coppia, no? Quindi anche questo lui è un accentratore, da quello che ha detto Vladimiro Valerio, ama essere lui il sole del mondo e non ama i contrasti degli altri, non ama i giudizi, ma lui è vissuto con la madre e il padre non ci sarà, non lo accompagnerà. E questo perché? C'è un documento che lo testimonia. Un documento che io vi farò vedere, in cui un atto notarile, in cui la mamma afferma: sono 22 anni, io sono detta vedova, ma io non so se mio marito è vivo o è morto. Sono 22 anni che mio marito ha lasciato la città e non è più tornato. Capite bene che la situazione è tutta da chiarire. Svelato, io credo, il motivo per cui il legame profondissimo con la madre, profondissimo, perché è l'unica presenza che lui ha avuto a partire dall'età di 9 anni. La madre, oltretutto, diventa alla fine della causa tutrice e procuratrice del figlio, per anni. Tutrice e procuratrice, quindi non poteva avere 91 anni, perché nel 1757 la mamma è tutrice, nel 57 diventa procuratrice, tutrice e procuratrice. Procuratrice perché? Perché Giovanna Antonio nel 57 aveva 21 anni. Il documento del 18 marzo del 57, quest'atto di procura, è un documento importantissimo per la vita biografica di questo
personaggio, perché nella procura noi veniamo a prendere un'altra cosa. Forse per via traversa io l'avevo già preso, però il ritrovamento della procura mi ha dato certezza. Nel 1957 lui dà procura alla madre per l'assicurazione di dote di sua moglie, la prima moglie di, eccola qua, la prima moglie di Giovanni Antonio. Si chiama Angela Biancato. E lei è la prima moglie, una moglie che durerà a lungo, sposata nel 1956, ed ecco perché nel vescovile noi abbiamo la richiesta dello Stato libero di Giovanni Antonio. Quindi voi dite, a 21 anni ha realizzato una carta, ma a 21 anni lui era anche già sposato, molto precoce ragazzo. Diciamo che lui era sposato con Angela. Angela vivrà a lungo, perché nelle mie frequenti ragionamenti con il professor Valerio, allora dice, ma guarda, fai l'indagine, perché c'è una Zanoela, una giovane donna che Giovanni Antonio sposa in tarda età, no? E sposa, infatti la sposa nel 98, no? E però dice, no, non lo dite, è un legame lungo, mi dice Valerio, è un legame forse di lunga data, però lui nelle sue lettere dice, non ditelo ai padovani, se non sbaglio, no? Ricordo questo, no? Perché si dica che sia mia nipote, ma c'era un motivo, c'era la moglie viva, ok, la moglie testa, perché io ho ritrovato il testamento della moglie, il matrimonio giovanile quindi è testimoniato, ma anche le ultime volontà di Angela, e le ultime volontà di Angela è un testamento anch'esso non cupativo che si conserva in archivio di Stato e in cui Angela stabilisce il suo erede universale, che è un suo nipote, un figlio della sorella. Stabilisce che il marito, Giovanni Antonio, accudisca alla sua sepoltura, stabilisce di essere sepolta nella tomba degli Zannoni, nella chiesa di San Marco. Quindi è questo il testamento, aspettate che l'ho qui perché con tutte le date, adesso un attimo che vi dico, le ultime volontà di Angela si leggono allora, in Cristi nomine 1784, lei era ancora viva, 1784. E nell'84 lei è viva e fa testamento, quindi dite che sia mia nipote, perché ora per carità, le sue lettere sono tutte da esaminare. Ecco, io credo da riesaminare anche alla luce di questi nuovi documenti inediti, perché svelano tanto. Io infatti parlavo di curare un repertorio e di fornirlo agli studiosi, perché, come giustamente diceva il professor Valerio, non è possibile ricostruire l'attività lavorativa e la creazione geniale di un qualsiasi personaggio, compreso il nostro cartografo, se non studiamo attentamente questi documenti. Si tratta, per carità, non è corrispondenza, quindi non è stato libero arbitrio, perché nella corrispondenza possiamo scrivere ciò che vogliamo, no? Sono atti notarili, atti di causa, dove noi leggiamo e veniamo a scoprire. Ora, bellissimo anche ricostruire tutta la genealogia. Io vi dico che riesco a fare l'albero genealogico con le mamme, con le nonne, perché poi vengono citate, quindi si riesce anche a avere il quadro di tutti i legami familiari che questi Zannoni e questi Ricci avevano, perché la madre, la nonna vengono citati come cognomi, quindi è estremamente interessante. Io vi dico che il papà di Rizzi Zannoni era l'unico maschio e 3 sorelle. Questa era la famiglia, l'unico maschio e 3 sorelle, Bonifacia, Giustina e adesso
Bonifacia e Giustino. Bonifacia, oltretutto, è importante per Rizzi Zannoni, perché lascerà tutta la sua eredità al nipote, a questo nipote, vedete. Invece un'altra famiglia importante sarà Sibilla, come cognome Sibilla, non come nome. Pietro Sibilla sposa una sorella del papà di Rizzi Zannoni e avrà l'affidamento dell'amministrazione, perché a Pietro Sibilla il Girolamo dà l'amministrazione dei suoi beni e non a Elena Marchiori. Tant'è vero che le sorelle si uniscono a favore di Elena anni e anni dopo, a favore della mamma di Rizzi Zannoni, le daranno la procura affinché il Sibilla rendesse conto dell'amministrazione dei beni. Quindi la vita familiare è abbastanza intensa. I documenti presenti... Allora, le questioni economiche sono presentissime. Questa famiglia elegge in continuazione procuratori. Dicevo che anche Giovanni Antonio non fa altro che stilare procure, quindi non è vero che interrompe i contatti con Padova. Ci sono in continuazione i procuratori. Farà procuratori anche chi andrà a riscuotere la pensione dell'Accademia, Presidente. Noi abbiamo tutti gli atti e le procure che lui fa durante il corso degli anni. Quindi patrimonio che è in archivio di Stato come documentazione è veramente notevole e di notevole importanza. Quindi Angela stila le sue ultime volontà nell'84 e lui, diciamo, poi si sentirà libero nel momento in cui muore, perché Angela comunque è malata nell'84. L'ha sposata giovanissima, aveva 21 anni, quindi molto probabilmente era una ragazzina anche lei. E di Angela non sono riuscita a trovare al momento l'atto di nascita. La seconda moglie, la Zanoela, ma è una deformazione del cognome nella parlata, ma io ho l'atto che vi presento e vi dico il nome. In effetti la seconda moglie di Rizzi Zannoni, questo atto è tardo, è del 1826. Lei è in vita e dopo tutto non fa altro che locale, che gestire queste proprietà di Rizzi Zannoni in Padova a favore della famiglia di lei. Le dà un cognato, eccetera. Lei, quindi, vi dicevo che lei è una Zanovello. Zanovello, ecco il cognome padovano. E infatti qui lo si dice, Caluce, però in questo documento del 1826 è molto interessante perché si cita tutto anche Giovanni Antonio. Se c'è un faretto ve lo leggo, perché se no devo aprire il documento al computer. E allora io vi leggo cosa dice di questa signora. Perché? Perché il napoletano, scusate, siamo nell'epoca, è come quando, scusate, ma gli italiani che sono andati in Brasile, ora io non vorrei dire, ma pensiamoci, quanti storpiamenti del cognome, era la parlata, cioè lei ha detto il cognome in dialetto, e quindi quello che ha capito poi il napoletano dell'epoca è normalissimo proprio. Zanoela, ecco, è normale, io credo, perché il dialetto, la lingua parlata, ma il notaio ha scritto il nome di questa. Oltretutto si citano notai padovani e napoletani, perché questo atto è complesso. Sì, allora, ecco perché parlavo di repertorio degli atti, perché le informazioni che si desumono, dirette e indirette, sono tantissime, dovrei stare qui tutta la serata a dirvelo, non posso, però ce ne sono una, ma la fatica è grande, però vi dicevo, e lui lo si dice, quando citano la moglie lo dicono proprio direttore che è stato, perché è morto il direttore, ecco, e si cita un
un notaio napoletano, perché questa procura lei lo fa tramite un notaio napoletano. Ecco perché il mio consiglio, chissà se in Archivio di Stato di Napoli non troviamo dell'altro che ci completa il tassello della vita. E concordo, abbastanza avventurosa, non per sua volontà. Oltretutto è ancora oscuro il padre dove sia andato, io non ancora riesco a capire, 22 anni di assenza, ma che mestiere faceva e dove è andato questo Girolamo? E poi dichiarata vedova non con certezza. Questo in America è andato, non sappiamo, quindi non lo sappiamo. Allora, io devo dire, poi magari con le domande torno indietro, ma non volevo appesantire, ecco, la mia relazione, anche perché ci sono tanti relatori. L'ultimo, per il momento, l'ultimo atto che ho trovato proprio di Giovanni Antonio è datato 1801. L'atto è periodo napoleonico, come vedete, ed è diciamo estremamente interessante. Siamo nell'11, lui morirà nel 14. Però io ho saltato a pie pari tutto il rientro padovano, perché il documento che io autografo è molto interessante, anche perché ci dice quando è arrivato a Padova. Se noi ritorniamo indietro, poi scusate, ho fatto qualcosa, ecco. Se noi torniamo al primo documento che vi ho mostrato, perché c'è la firma autografa, documento, dov'è? No. Eccolo, il documento ci dice, il notaio dice da me conosciuto, ma il signore figlio del signor Girolamo, da me medesimo conosciuto, e che è arrivato da pochi giorni qui a Padova. Allora, di conseguenza, qui siamo al 20 ottobre 1776. Lo dice, riparatosi, usa questo termine, in questa città. Da pochi giorni sono, riparatosi in questa città. Abbiamo anche la conferma, perché noi sappiamo che è tornato nel 76 a Padova, ma ci sono gli atti che confermano la sua venuta a Padova. Io devo dire che forse di informazioni ve ne ho date anche troppe e mi scuso se mi sono dilungata, però veramente la storia di questo personaggio è affascinante. È una storia un po' fuori dal comune, perché parte da una situazione familiare estremamente di disagio, con dei genitori che si dividono, che litigano per che cosa? Vladimiro Valerio diceva, lui è sempre stato interessato al denaro, va bene, il denaro serviva alla vita di quest'uomo, ma forse era stato anche un po', aveva anche percepito la pesantezza durante la sua tarda infanzia e adolescenza di questa assegnazione di denari. C'è una lettera del padre in cui dice: ma perché io devo dare tanto a mio figlio che ha l'età, nel 1751, per poter lavorare? La causa è da trascrivere tutta, perché la causa è pesante, quindi il padre dice: ma insomma, ma perché mia moglie si comporta così e fa queste bizzarrie quando il ragazzo potrebbe lavorare e io potrei interessarmi a trovargli un mestiere? Si è interessato il padre? Questo non lo so. Forse i viaggi, non lo so, non sono testimonianze i viaggi nella prima infanzia del ragazzo, quindi non so. Vedremo nel corso dell'anno. Grazie mille. Aperto, sì. Grazie, hai visto? Io non lo sapevamo che dagli archivi verranno le novità, non si scappa, insomma. D'altronde io stesso per scrivere questo libricino ho passato 7 anni nell'Archivio di Stato di Napoli e 1 anno e mezzo nell'archivio del Banco di Napoli,
nel quale ho trascritto 2000 documenti attestanti i pagamenti per la carta geografica, cioè se non va in archivio la storia non si fa. Incredibile quello che sta uscendo e chiarisce tantissimi punti che venivano fuori, sì, su questa infanzia difficile, e forse le sue scuse alla mamma provengono dal fatto, e chiarisce anche un passaggio di una lettera padovana, dal fatto che lui deve essere scappato in conseguenza di questa cosa. Quindi deve aver abbandonato la mamma in questa situazione difficile, da cui i suoi viaggi in Europa, di cui c'è qualcosa nelle sue letterature biografiche, qualcosa compare anche in altri documenti. Quindi questo suo dispiacere nei confronti della mamma proviene probabilmente da questo abbandono giovanile. Anche in questa lettera incredibile, pubblicata tra l'altro, questa del 77 da Monaco, nel quale descrive tutto il suo viaggio, sta avvicinandosi a Padova, siamo nel giugno del 76, quindi poco prima. Continuamente dice mamma, la mia mamma, speriamo che mi perdoni, spero che stia bene, cioè, insomma, ed è una lettera a Toaldo, non è che sta scrivendo al cugino, allo zio, no, è all'abate Toaldo che lo sta accogliendo. Quindi lui comunque, la madre vive, sarà procuratrice, quindi durante la sua assenza chi parecchie volte la documentazione è veramente che in questa prima parte di ricerca ho rinvenuta è tanta e lo segue per lungo tempo. E per lungo tempo lei mette in vendita, rinnova contratti sempre a nome del figlio qui a Padova, quindi è un personaggio forte a cui lui si appoggia anche e soprattutto per le questioni economiche, da cui lui traeva dei vantaggi. Allora, se c'è qualche minuto di domanda, perché a questo punto facciamo un piccolo break per il caffè, al limite diamo anche un'occhiata alla mostra. Della Pedri non si ha notizie, persa a Manchester, perché l'ultima notizia certa era a Manchester, e poi riprendiamo con Metacalendario. C'è qualche ulteriore domanda, anche così, curiosa, perché la prima moglie. Allora, noi abbiamo anche un arco di tempo, perché la documentazione che posseggo in Archivio di Stato è una documentazione amministrativa, burocratica, quindi di conseguenza io ho l'atto nel momento in cui c'è l'assicurazione della dote della signora e l'atto del testamento. Nessun documento mi dice che lei non abbia seguito il marito, un attimo, prima che io sono archivista, quindi prima di dare per certa una cosa, lei quando parla del testamento parla del marito, ma non c'è nessun accenno negativo nei confronti del marito nel testamento, poi quindi io non so se lei è rimasta a Padova oppure ha seguito almeno per un piccolo periodo il marito, io questo non ve lo so dire, ecco, dai documenti non risulta. Beh, certo, lui nell'81 viene a Napoli e lascia la moglie a Padova. Però nell'84, quando testa, è già malata. È Padova che era malata. Però si porta l'amichetta, vabbè. Vabbè, poi le vicissitudini in un arco... È tanto, perché lui si è sposato nel 57. Sono 25 anni di matrimonio. Io non so. Senz'altro veniva da una famiglia che almeno l'esempio paterno e materno non era stato il massimo delle unioni, quindi però io come archivista non posso dirvi guardate non ha seguito il marito, non so, anche perché io l'ho cercata tanto questa Angela Biancato o Biancasi, perché Biancati o Biancato, ma per il momento non ho trovato granché. Quindi non posso dire nulla. Senz'altro quest'uomo non ha avuto figli, né dalla prima né dalla seconda moglie, perché tutte e due testano, tutte e due le donne, testano a favore dei nipoti figli delle sorelle, perché anche sia la Biancati che la Zanovello, tutte e due, diciamo, lasciano, la Zanovello lascia ai nipoti e quindi figli almeno non ne abbiamo trovati, non so rispondere. Per ora. Per ora. Va bene, vi ringrazio. Andiamo a prendere il caffè e diamo un'occhiata alla mostra.